L'ecopiazzola di San Vito cancellata dal comune era già stata approvata in giunta e ora che si fa? Genius Center, Teatro Astra, Caffè Italia, tanti gli annunci a vuoto dall'amministrazione Pavan per i suoi avversari. Si vota a Cassola, la candidata Silvia Pasinato punta su giovani e viabilità. Emergenza abitativa edilizia agevolata, scoppia il caso delle case popolari a Bassano. 2/3 delle campagne sono impraticabili a causa del maltempo, ciliegie devastate. Dopo l'ondata di maltempo esplodono i prezzi di frutta e verdura al mercato, cittadini preoccupati. Attese sul Brenta, 120 piccoli campioni montano in sella al parco dell'amicizia. Studenti padovani minorenni bloccati in aeroporto a Berlino per un volo cancellato per ben 2 volte. Tragedia a San Giorgio in Bosco, anziano scivola in un canale ingrossato dalle piogge e annega. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con l'ennesimo capitolo della vicenda dell'ecopiazzola di San Vito, perché dopo le polemiche, le repliche, le accuse incrociate dei giorni scorsi emerge una novità anche dalle carte del comune. Vediamo. Ecopiazzola sì, ecopiazzola no. Contrariamente a quanto accaduto in altri quartieri, vedi il caso San Lazzaro o quello del parchetto di Via Vial, l'amministrazione Pavan fa dietrofront ascoltando le richieste dei cittadini. E il progetto di costruzione di un'ecopiazzola nell'area di sgambamento a ridosso di Via Cogo viene immediatamente congelato con la promessa di una revisione e la proposta di trasferimento nell'ex caserma Fincato. Accontentati i cittadini di San Vito, quindi, che avevano portato centinaia di firme in protocollo e che avevano appreso del piano anche dal giornalino di quartiere. E scontentati tutti gli altri che negli ultimi anni hanno dovuto fare le barricate per combattere progetti calati dall'alto e comunicati in modo ritenuto insoddisfacente dai quartieri. Nel frattempo, però, spunta dai faldoni comunali una delibera approvata dalla Giunta Pavan il 14 marzo a conclusione di un lungo iter portato avanti assieme a Etra e culminato nella firma di una convenzione il 1° di marzo di quest'anno. La multi-utility, che dovrà occuparsi della costruzione e della gestione della piazzola con i compattatori, aveva presentato tutta la documentazione in modo ineccepibile, come si evince dalla delibera di giunta che cristallizza tutto e dà il via alla conclusione dell'iter. E ora ci si chiede che cosa accadrà a quella delibera e al lavoro fatto da Etra e dagli uffici municipali. C'è ancora tempo per fermare il progetto prima del voto oppure si rimanda tutto a un futuro incerto? Sarà contenta Etra di dover rifare tutte le carte adesso a proposta approvata? Insomma, quella dell'ecopiazzola di San Vito ha tutto l'aspetto di un pasticcio che qualcuno suggerisce possa avere origine da strategie elettorali e qualcun altro suggerisce che tutte le carte del progetto siano destinate a diventare carta straccia, ovvero pane per l'ecopiazzola, qualunque essa sia. Su questo tema sono già arrivate richieste di repliche, approfondimenti di cui vi parleremo nel seguito della nostra informazione. Adesso invece vi parliamo di una campagna elettorale dai toni davvero roventi. Partono le accuse verso l'amministrazione Pavan. A una settimana dal voto bisogna essere estremamente seri con i cittadini e nel raccontare quello che si vuole fare bisogna anche spiegare come lo si vuole fare. Oggi troviamo il candidato sindaco uscente che invece sta raccontando di tutto di più dopo 5 anni di promesse irrealizzate. Qualche esempio? Su tutte, Ascensore Prato Santa Caterina, Teatro Astra, Genius Center, Caffè Italia, ecco, si dovevano fare tante cose che sono rimaste lì e sono ferme, tribunale ancora chiuso. Insomma, la lista delle grandi incompiute va a braccetto con gli annunci da parte della sindaca Elena Pavan e degli esponenti della sua giunta relativi alla posa di prime pietre, cantieri, lavori in partenza e mai partiti, dal Caffè Italia al Genius Center, dall'Ascensore all'Astra e giù fino alla spiaggetta di Via Pusterla. Bisogna spiegare ai cittadini come si vogliono fare le cose e bisogna essere seri. Rispetto a questo noi, chiunque andrà ad amministrare Bassano erediterà una situazione molto complicata. Bassano non è riuscita nei 5 anni che sono passati a portare a casa fondi PNRR. La partita dei fondi PNRR è particolarmente importante e Bassano, dai dati in possesso del candidato Campagnolo, non è fra le prime per finanziamenti reperiti.
pensiamo che noi portiamo a casa circa 200 euro ad abitante pro capite, il comune di Padova 2600, hanno fatto meglio di Bassano tutti i comuni limitrofi, da Cartigliano, Marostica, Romano, Rossano. Ecco, quindi chi amministra non troverà soldi perché questa amministrazione è molto divisa, non è riuscita a fare proposte e a fare progetti e a trovare finanziamenti. E le prospettive, con le intenzioni del governo di tagliare e sforbiciare, non sono certo rosee. Un governo nazionale che ha parlato di restrizione dei bilanci comunali con taglio sui trasferimenti. Credo che bisogna essere seri con i cittadini, manca una settimana dal voto e i cittadini capiscono chi sta facendo delle proposte o chi ancora una volta li sta prendendo in giro. Non solo grandi incompiute, non solo annunci, anche le case popolari entrano in campagna elettorale. Riflettori puntati sull'edilizia popolare. In città oggi ci sono almeno 140 unità abitative vuote perché non assegnate o che necessitano di una sistemazione. Uno degli esempi eclatanti di case popolari a Bassano è via Bonaguro, a 2 passi dal centro storico, accanto al Tempio Ossario, preso a esempio dal Partito Democratico, a sostegno del candidato sindaco Campagnolo, per un rilancio della città a partire da un percorso mirato alla soluzione dell'emergenza abitativa. E proprio chi governa, dicono, dovrebbe farsi carico delle necessità di chi vive in quest'area, favorendone lo sviluppo e non relegandola a ghetto, perché proprio chi vive in questa via si sente abbandonato. Cosa significa per lei questa via? Cosa significano per lei queste case? È tutto, perché sto benissimo, non cambierei per niente al mondo, ci sono delle persone fantastiche, peccato che nessuno ci ascolta. Come residenti abbandonati, cioè non facciamo parte di Bassano, giusto? Lo conferma anche lei? Sì, confermo che non siamo considerati proprio, anzi, diamo fastidio. Questa è una via centralissima. È centralissima, ma non facciamo parte del centro. Oggi abbiamo raccolto il disagio, ma anche la voglia di rendere più viva quest'area di Bassano. Qui siamo nel cuore di Bassano, qui è nato Piero Fabris e qui molti cittadini hanno visto nascere la loro famiglia. 140 le case a oggi chiuse. 140 case che potrebbero essere 140 famiglie, che potrebbero essere 280 bambini che riempiono le scuole elementari di Bassano che stanno chiudendo, che potrebbero essere 280 operai, imprenditori, medici, ingegneri, commercianti che andranno a rendere una città viva. Vediamo Bassano afflosciarsi. E un altro tema molto vivo in questa campagna elettorale è quello della sicurezza. Ho scelto di candidarmi quando magari c'era la possibilità di avere un incarico esterno e ho ritenuto fosse troppo semplice e scontato avere un incarico con chi vince. Mi sembrava molto più importante invece chiedere ai bassanesi di valutare l'esigenza e l'urgenza di andare a votare, perché è importante impegnarsi, soprattutto in un momento in cui ci sono tra 2 alternative estreme la possibilità di votare un centro moderato. Alessandro Campagnolo, dirigente della Polizia di Stato in quiescenza, ricorda ai nostri microfoni i suoi anni di impegno a Bassano nell'ambito della sicurezza. Innanzitutto vorrei ripercorrere la memoria del 2004, fine 2004, quando Bassano è stata messa in ginocchio dagli atti vandalici e dalla distruzione del cimitero di Angarano. Io ho mantenuto la barra dritta con il mio ufficio che mi ha aiutato e mi ha sostenuto insieme alle altre forze di polizia finché non abbiamo trovato il dritto e abbiamo trovato il responsabile di questi gravissimi atti vandalici. Campagnolo cita anche l'impegno profuso nell'organizzare la Dunata Nazionale degli Alpini in città. In quel periodo io sono stato sul Ponte degli Alpini per 2 giorni e 2 notti consecutivamente a garantire l'incolumità non solo del ponte ma soprattutto dei bassanesi. E poi l'ordine pubblico durante il Diesel Day in Parco Ragazzi 99 e su come implementare oggi la sicurezza a Bassano, ecco il suo punto di vista. Riconsiderare un modo di interagire tra le varie forze di polizia, trovare un sistema di colloquiare costantemente tra di noi, tra forze di polizia, e
creare anche i presupposti di un costante ascolto dei cittadini. Vediamo quali sono i temi della campagna elettorale a Cassola invece. È partita la corsa al voto. Fra una settimana anche i cittadini di Cassola saranno chiamati alle urne, per la prima volta nella categoria, per così dire, dei big. Cassola è un comune che ha superato i 15.000 abitanti, siamo a 15.300, quindi riteniamo che la partecipazione dei cittadini sia importantissima. Infatti tra i temi inseriti all'interno del programma ci sono la partecipazione, quindi il coinvolgimento del cittadino, inteso anche come coprogettazione di quelle che saranno le azioni amministrative nel caso in cui venissimo eletti, e l'ascolto, quindi un cambio di metodo che impronti l'azione amministrativa all'ascolto del cittadino, dei propri bisogni, delle associazioni, delle imprese, di tutte le entità che compongono la comunità. La lista delle cose da fare il primo giorno di amministrazione è piuttosto corposa e va dalla viabilità ai giovani, dal sociale all'imprenditoria. Tra le tematiche importanti c'è la tematica della viabilità, quindi una grande attenzione al completamento della bretella ANAS variante la statale 47, la tematica del sociale che è sempre stato uno dei punti importanti, fondamentali e ispiratrici dei nostri programmi, e la tematica dei giovani. Intendiamo valorizzare i giovani talenti con una grande spinta all'imprenditorialità giovanile. Finora le voci dei candidati, ora sentiamo invece la voce dei cittadini rispetto a questa tornata elettorale. È partito il conto alla rovescia. Tra una settimana i bassanesi saranno chiamati alle urne per scegliere il loro sindaco. Un appuntamento che, stando alle premesse, dovrebbe far registrare un'inversione di tendenza, almeno nelle intenzioni, circa la partecipazione al voto, perché la stragrande maggioranza dei cittadini ha confermato quanto già anticipato qualche settimana fa in un'altra nostra inchiesta. L'8 e il 9 giugno non vincerà l'astensionismo. Sapete già per chi votare? Andrete a votare? Andremo a votare e abbiamo le idee chiare. Quindi non è un'idea che si cambia in questi giorni qua, idee chiare? Veramente chiare, grazie. Grazie. Avete già le idee chiare, andrete a votare? Certo. Beh. Certo che vado a votare, sì, e ho anche le idee chiare. Quindi non si cambia, diciamo, idea in questi ultimi giorni di campagna elettorale? No, ma non la cambio neanche nel tempo? Lei andrà? Certo. Ha già le idee chiare, sa già per chi votare? Sicuramente. Quindi non glielo dico. Non glielo chiedo, però le chiedo, non si cambia quindi idea in questi ultimi giorni di campagna elettorale? No. Andiamo a votare sicuramente, in realtà sono un po' impreparato su chi si può votare in questa zona, perché so che ci sono delle differenze di candidati, però sicuramente andremo a votare. Sicuramente. Stessa cosa, siamo da poco neogenitori, quindi non abbiamo avuto modo di approfondire. Avete avuto di meglio da fare, siete un po' distratti da altro, però comunque al voto si va. Sì, sicuro. Sì. In settimana ci informiamo anche sui candidati e così prenderemo la nostra decisione. Per chi ha già deciso bene, per chi è ancora alla ricerca di informazioni, la nostra informazione ogni sera su tutti i temi della campagna elettorale di Bassano e naturalmente di tutti i comuni al voto. Adesso però cambiamo argomento, passiamo al maltempo che ha devastato l'agricoltura in tutto il territorio. 2/3 dei terreni agricoli del Bassanese e dell'intera provincia di Vicenza sono letteralmente off limits. Nessuno potrà entrarvi per giorni per eseguire i lavori di stagione o per ripristinare le campagne invase dall'acqua. Lo segnala una drammatica comunicazione di Coldiretti Vicenza che parla di intere coltivazioni da buttare via a causa del maltempo. Nessuna zona della provincia è stata risparmiata. Il Bassanese sta facendo i conti con un numero impressionante di smottamenti e frane nella zona collinare, con le frazioni di Marostica epicentro di una situazione allarmante che ha portato anche all'evacuazione di molte famiglie. Le ciliegie sono state colpite da pioggia, freddo e grandine e in tante aziende ogni sforzo per salvare il prodotto è stato vano. I produttori sperano che le varietà tardive possano trovare beneficio dall'arrivo dell'estate, ma è davvero un terno al lotto. L'Alto Vicentino sta facendo i conti con campi allagati e culture foraggere devastate, mentre per l'Ovest Vicentino la situazione è molto simile a quella del Bassanese, con le ciliegie praticamente azzerate. Il Basso Vicentino vede il raccolto di mais quasi compromesso e le coltivazioni di patate e cipolle semplicemente azzerate. In alcuni casi si è arrivati anche a vedere dissotterrati i tuberi dalla violenza delle precipitazioni.
Ortaggi, fieno e vigneti stanno soffrendo ovunque e l'intero comparto agricolo sta con il naso all'insù aspettando l'ennesima ondata di maltempo che per il momento sembra essere scongiurata. Non se la passano bene gli allevamenti che in alcune aree del Bassanese rappresentano la principale forma di sostentamento delle famiglie. I foraggi autoprodotti dalle aziende agricole sono imbevuti d'acqua e non sono utilizzabili per produrre latte di qualità. Come Coldiretti i nostri tecnici stanno raccogliendo tutte le foto e tutti i dati possibili anche di fronte ad eventuali risarcimenti, però il tema centrale qual è? È quello di costituire una rete di infrastrutture in modo tale che queste alluvioni quando si presentano siano meno potenti, e da qui anche il ruolo dell'agricoltore. Vediamo quello che è successo nell'Alto Vicentino, in particolare a Marostica, nel Marosticense, dove si sono verificate purtroppo alcuni smottamenti a frane, e di lì appunto la figura dell'agricoltore diventa fondamentale, nel senso che, ce lo ripetiamo sempre, dove è presente un'agricoltura importante c'è un meno dissesto idrogeologico. E il maltempo contribuisce a innalzare i prezzi dal mercato. Siamo andati a dare un'occhiata. Una passeggiata al mercato ortofrutticolo di Bassano per capire insieme se effettivamente i bassanesi hanno riscontrato un aumento dei costi di frutta e verdura. Ebbene, scopriamolo insieme. Ha trovato i prezzi rincarati di frutta e verdura al mercato? Tutto, su tutto, frutta, verdura, dappertutto. Gli stipendi sono sempre quelli, le pensioni anche. E purtroppo i prezzi, è aumentato tutto adesso, tutto. A me mi sembra che i prezzi alti e bassi conforme loro, un po' per il tempo. Ma alla fine si compra la frutta e la verdura o si lascia stare? Ovvio, però meno. Molto più cari, assolutamente molto più cari. Cosa si fa? Si compra lo stesso, si compra di meno? Si centellina. Secondo lei ha inciso tanto il maltempo? Diciamo poca parte. La gente al mercato ha riscontrato un aumento dei prezzi, ma alla fine si compra lo stesso frutta e verdura perché è un bene a cui non si rinuncia. Sì, è vero, è anche un cambio stagionale, l'aumento c'è come ogni anno. Ci vuole un attimo, un momento di assestamento e poi si partirà normalmente. Se sono belle giornate tipo oggi vanno via già bene le pesche noci, che sono già buone, i meloni e le albicocche, quello più o meno è quello che va. Poi se la giornata è come è successo la maggior parte di questa settimana, vai ancora a vendere il prodotto invernale. Però alla frutta non si rinuncia. No, soprattutto alle offerte, frutta in offerta. Esatto. Cioè secondo me è meglio prendere cose che sono in via di scadenza oppure sono un po' ammaccate per non incentivare gli sprechi. Legato a questo tema c'è quello dei PFAS che fanno paura anche a Bassano. Oggi è arrivato il momento di dire stop ai FAS, è arrivato il momento di dire stop alla produzione di FAS, è arrivato il momento di avere un maggior controllo sugli scarichi da parte dell'industria, ma soprattutto sulla qualità dell'acqua. Una battaglia contro i famigerati PFAS che potrebbe riguardare anche la nostra città dopo l'allarme inquinamento dell'acqua nella zona di San Michele, per cui è scattata una mobilitazione dei residenti preoccupati della possibile presenza delle sostanze altamente tossiche. A oggi ancora non c'è nulla di chiaro e certo, nonostante i tanti appelli all'amministrazione comunale di Bassano. L'onorevole Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, punta dal canto suo alla rivendicazione della qualità dell'acqua come un diritto senza se e senza ma. E la politica deve avere la responsabilità che questo diritto possa essere pienamente condotto dai cittadini, per cui è arrivato il momento di presentare, di coinvolgere il Parlamento con una mozione in cui il Movimento 5 Stelle porrà questi obiettivi, che sono certamente obiettivi ambiziosi, perché non è un problema solo di una regione e neppure solo italiano, ma è un problema dell'intero continente europeo e addirittura internazionale. Però l'Italia, e in particolar modo il Veneto, che piange addirittura 4.000 vittime da malattie collegate ai FAS, deve dare il proprio contributo, e il mio auspicio è che ci possa essere una convergenza tra tutte le forze politiche che hanno a cuore la tutela della salute dei propri cittadini, per arrivare finalmente a un bando di questa molecola chimica che troppi danni ha fatto al nostro Paese. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca. C'è stata l'ennesima rapina ai danni di una coppia di anziani.
Non ci aspettavamo un fatto del genere in un paesetto tranquillo come dovrebbe essere Godego. Michele Parisotto è cugino di Lucia, l'anziana di 77 anni, zia del sindaco Diego Parisotto, colpita da un malore dopo essere stata rapinata nella sua casa di Castello di Godego insieme al marito Giulio Cavallin, che di anni ne ha 83. Entrambi operai, lui per molti anni alla Simmel, 2 figlie, una bella villetta in Via Verdi, frutto di una vita di lavoro. Sono le 8 di sera, fuori c'è ancora luce. 2 giovani riescono a intrufolarsi in casa da una porta sul retro, vanno in cerca di soldi e preziosi. Non soddisfatti, sorprendono i 2 anziani in cucina, afferrano un coltello, minacciano lei per avere la catenina d'oro che porta al collo, si fanno consegnare gli spiccioli che lui ha addosso e fuggono via, come racconta una vicina che se li è ritrovati davanti. Io ho visto i 2 ragazzi scappare e poi i signori agitati, erano giovani, uno più grande e uno più piccolo, uno con la barba e uno senza, ma non italiani, no. Cosa che sconvolge un po'. Uno aveva il pugno chiuso, quindi aveva la refurtiva in mano perché avevano strappato la collana alla signora. La vicina racconta di aver incrociato lo sguardo di uno dei 2 fuggitivi, poco più che ventenni, spregiudicati, a volto scoperto, che in qualche istante si sono poi dileguati a piedi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, Lucia Parisotto ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Io mi sono accorto di un'ambulanza che partiva e dei carabinieri che erano già lì presenti, sì, che è stata una cosa molto veloce, insomma, ecco. E che impressione ha avuto? Senso di insicurezza, soprattutto per le persone anziane, insomma, ecco. Ha avuto qualche informazione sulla signora, se si è ripresa? No, le ho scritto questa mattina, è ancora in ospedale, ho detto che la aspettiamo. Cavallin e le figlie Monia ed Elisabetta, anch'esse residenti a Castello di Godego, si sono chiusi nel silenzio. No, grazie. Va bene, grazie. Un furto finito in rapina. In zona sono numerose le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private che potrebbero aver ripreso l'arrivo e la fuga dei giovani malviventi. Ora passiamo alla pagina della salute e della prevenzione. Un appuntamento importante per la prevenzione, per l'informazione e per la cura delle patologie cardiache. Amici del Cuore, Aris, azienda sanitaria, insieme a tante altre associazioni del territorio, hanno organizzato un convegno sul tema che ha saputo lanciare messaggi importanti di speranza, sostegno e fiducia. Il messaggio, innanzitutto, che si può guarire da queste patologie, e l'altro messaggio è la prevenzione, per cui sono informazioni che possono essere molto utili per il paziente, ma non soltanto per il paziente ma anche per i familiari. La tecnologia sicuramente ci ha offerto una mano incredibile nella miglioria della terapia della cardiopatia ischemica, ma io sottolineerei che forse ancora prima della terapia quello che conta, e di questo ringrazio le associazioni che hanno organizzato questo evento, è prevenire la malattia. La conoscenza, la prevenzione e l'informazione sono fondamentali per ridurre il rischio cardiovascolare, per agire sui fattori di rischio, e questo è quello che vuole promuovere l'associazione in particolare. La prevenzione e la cura delle patologie cardiache richiedono un impegno costante, una mano tesa che la medicina e le sue nuove frontiere sanno tendere insieme a chi per sua natura sa già cosa significa dare una mano, loro, le associazioni e i volontari. E ora passiamo allo sport, stavolta dedicato ai più piccoli. Dopo il Giro d'Italia le emozioni su 2 ruote non finiscono e non sono finite. Infatti oltre 120 piccoli ciclisti si sono dati appuntamento a Tezze sul Brenta per il 22esimo Gran Premio Autocarrozzeria Angela, 19esimo trofeo Autofficina dalla Bona Sergio, terzo Memorial Zacchia Luciano, organizzato dalla società locale Bicisport, dalle famiglie Suelotto, Dalla Bona, Zacchia e CTM. Un percorso sterrato di 600 metri che si è snodato nella splendida cornice del Parco dell'Amicizia, e a vincere, al di là della gara, è stata proprio l'amicizia. Una festa per tutte le famiglie, con gli alpini che hanno dato il benvenuto ai piccoli campioni, con tanto di cerimoniale dell'alzabandiera e inno nazionale. Finite le gare, spazio al terzo tempo, agli abbracci, alle pacche sulle spalle e a quella festa che solo sport e amicizia sanno organizzare. «27 studenti padovani sono bloccati in aeroporto a Berlino». Vediamo cosa succede.
27 studenti padovani del liceo Newton Pertini di Campo San Piero e 3 insegnanti che li accompagnavano nel loro viaggio studio bloccati da mercoledì a Berlino a causa di un volo della compagnia EasyJet che viene cancellato e riprogrammato. Una gita scolastica che si sta trasformando in un'odissea per questi ragazzi. Mercoledì il primo volo cancellato senza spiegazione. Ieri sera studenti e professori fatti salire in aereo a tarda notte e poi fatti riscendere per un ritardo tecnico di preparazione dell'aeromobile. Gli studenti padovani hanno passato la notte in aeroporto, confortati dai docenti che stanno rassicurando anche le famiglie a casa con cui sono in costante contatto. In queste ore la dirigente scolastica ha scritto al provveditore agli studi e per suo tramite al Ministero degli Esteri. Della vicenda è stata informata anche la sindaca di Campo San Piero che è in contatto con la scuola. A Berlino sarebbero rimasti a terra anche 2 classi del liceo Giorgione di Castelfranco. La speranza è che i ragazzi riescano a partire oggi con un volo che è stato programmato già con qualche ora di ritardo. Tragedia a San Giorgio in Bosco, in via Sant'Antonio, dove un anziano è scivolato in un canale ingrossato dalle piogge dei giorni scorsi ed è morto annegato. Il corpo del 70enne è stato rinvenuto non lontano dalla sua abitazione. Secondo le prime informazioni, l'anziano sarebbe scivolato nel canale non riuscendo più a mettersi in salvo a causa delle sue condizioni di salute precarie. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco di Cittadella. Sul posto anche i carabinieri medici del SUEM che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 70enne. Dopo di noi alle 21:20 circa sfilata Irigem Beauty 2024. Gli allievi della scuola Irigem settore benessere presentano il loro lavoro di beauty look con una bellissima sfilata. A seguire il film Elsa e Fred. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.